Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, il punto nell'anteprima che oggi cominciamo come piace a me, d'altronde da un po' di tempo a questa parte, cioè noi cominciamo raccontando una buona notizia. Allora ci ha raggiunto Assia La Rosa che come dire, confeziona, ci racconta queste buone notizie ogni settimana perché ci fa bene, no? Dopo una settimana Assia di racconti, insomma di cronaca, di politica, insomma di gente che ne combina di tutti i colori, ogni tanto qualche buona notizia ci fa bene. Allora, qual è la buona notizia di oggi? Oggi, Luca, parliamo di teatro sociale. Lo facciamo con un'associazione Etnea, Officina Social Meccanica. Tu sai cos'è il teatro sociale? No, te lo stavo per chiedere. Lo chiediamo a Maria Giovanna Italia di Officina Social Meccanica, e con noi c'è anche Giulia Denaro, una docente nonché partecipante dei laboratori teatrali. Officina Social Meccanica riunisce tre elementi, che sono l'officina, la bottega artigianale intesa come luogo del fare, e la meccanica come branca della fisica che studia le interazioni tra corpi. Complicatissimo. L'equilibrio nello spazio, tutto questo con una declinazione sociale. Loro lavorano tantissimo con le fasce deboli, fragili della società, quindi migranti, figli dei detenuti, cittadini delle periferie e giovani a rischio di esclusione. Maria Giovanna, spieghiamo cos'è il teatro sociale. Il teatro sociale, buonasera a tutti, il teatro sociale è un modello di lavoro codificato negli anni 90 che parte dall'idea di utilizzare tutto ciò che fa parte dello strumentario, dell'arsenale del teatro, piegato però al lavoro nel sociale. Per essere molto pratici si tratta di laboratori, percorsi di drammaturgia di gruppo, di comunità, in cui delle persone lavorano insieme per provare a mettere... Ecco, noi, scusami se ti interrompo, stiamo vedendo ovviamente alcune foto... Che sono sia di laboratori che di performance. L'idea è quella, come vedete, questo è un lavoro per esempio su San Berillo, un lavoro di drammaturgia di comunità che non ha fatto altro che prendere persone, dice Augusto Boal, uno dei padri del teatro dell'oppresso, e quindi del teatro sociale, tutti possono fare teatro, persino gli attori. L'idea del teatro sociale è questo, che ciascuno di noi può utilizzare il corpo, la relazione, lo sguardo, tutto ciò che appartiene al mondo del teatro per ragionare intorno a temi sociali, collettivi e individuali, e spesso scoprire che dei malesseri individuali sono in realtà dei malesseri sociali, collettivi. Per questo lavorare in contesti appunto con fasce vulnerabili, penso al lavoro che abbiamo fatto con le madri che avevano una depressione post-parto, diciamo che avevano appena partorito, o lavorare in carcere con i detenuti, o ancora lavorare in contesti o quartieri difficili. Ecco, Maria Giovanna, vogliamo raccontare cosa fate in carcere all'interno del cosiddetto spazio giallo? Ne abbiamo parlato qualche settimana fa sul quotidiano La Sicilia. È uno spazio di accoglienza dove le operatrici di teatro sociale accolgono i bambini che vanno a trovare per la visita settimanale il genitore detenuto, un momento molto particolare in cui c'è bisogno di costruire una vera e propria relazione. Vogliamo raccontare questo progetto in essere che è incardinato all'interno di un'attività di volontariato, questo lo vogliamo dire ed è importante. Certo, perché immagino sia come dire, un passaggio molto forte anche psicologicamente da dover superare, no? Cioè... Sì, ci siamo connessi molto con i principi della Carta dei diritti dei figli dei detenuti, che parte proprio dal presupposto che non possiamo non occuparci in un istituto di detenzione dei figli dei detenuti che vivono, subiscono degli elementi di pressione psicologica nell'aspettare sia prima dell'incontro il padre o la madre detenuta, ma poi soprattutto nel avere un rapporto scucito con la madre e il padre, e questo poi comporta delle problematiche anche successivamente. Quello che noi facciamo quindi è provare a creare un ambiente diverso nella stanza precolloquio, proprio per cercare, l'abbiamo arredata in maniera diversa con albi illustrati, silent books, giochi, proprio per fare in modo che i bambini possano vivere quel tempo di attesa senza un carico emotivo forte. E poi entriamo dentro... È una cosa importante, perché loro lavorano tantissimo sulle tematiche della sensibilizzazione contro ogni stigma, ed entrano dentro il carcere con i bambini per un'attività laboratoriale che costruisce rapporti e interazioni all'interno del carcere tra il bambino e la madre o il padre detenuto. Vogliamo raccontare cosa fate? Questo è molto importante, e devo dire su questo ringraziamo anche la sensibilità del direttore del carcere di Piazza Lanza. Siamo a Catania, ovviamente, a Piazza Lanza. Esatto, e adesso stiamo provando ad esportarlo anche nelle case circondariali di Ragusa, Palermo e Sciacca. L'idea è quella
quella proprio che i bambini possano entrare dentro le case circondariali e insieme ai papà o alle mamme detenuti possano costruire un lavoro, in questo caso teatrale, in cui si indagano. Abbiamo lavorato sul tema del mostro, abbiamo lavorato sul tema del lupo cattivo, provando a smontarlo e provando a ricucire una relazione tra padre e bambino, bambina e tra madre. E poi mi dicevi anche lavorare tantissimo sulla consapevolezza della verità da parte dei minori, quindi sulla realtà che li circonda. Perché spesso ai bambini viene raccontata un'altra storia, pensano di andare a trovare il papà o la mamma che lavorano in quel posto e man mano che crescono in realtà la verità la conoscono, ma si fanno carico di questa sorta di finzione per far contenti in qualche modo la famiglia. Posso chiederti, diciamo, lavorando con questi bambini, diciamo, che hanno diciamo, questo carico emotivo e sociale forte, non c'è il rischio che questi bambini, non vi è capitato almeno di vedere, che questi bambini mitizzino un po' i genitori, cioè, che delinquono? Ma in realtà secondo me accade il contrario, nel senso che i genitori che delinquono vengono mitizzati quando vengono tenuti alla larga dai bambini, quando invece i bambini possono recuperare una dimensione più umana di relazione genitoriale, anche attraverso il gioco del teatro con i loro papà e le loro mamme, allora a quel punto si lavora sulle emozioni, sui sentimenti anche più profondi, vedono l'umanità del papà o della mamma e tutto quello che è accaduto rientra dentro una cornice che viene poi elaborata ovviamente con la maturità del figlio che cresce, però si recupera la dimensione del benessere col proprio genitore. Lo trovo molto interessante, tutti volontari ovviamente, come sempre. Assolutamente sì. Non c'è mai... Uscendo dal carcere e andando in giro per i quartieri di Catania, raccontiamo anche la testimonianza di Giulia Denaro, che è una docente dell'Istituto Comprensivo San Giorgio. Sì, all'interno del quartiere di San Giorgio c'è un gruppo di docenti che sta seguendo un laboratorio di drammaturgia di comunità. Vogliamo raccontarlo, Giulia? Sì, allora il laboratorio si inserisce all'interno di un progetto più ampio, poiché il teatro sociale agisce con l'obiettivo di intervenire nel sociale. Il progetto ha come così, appunto, obiettivo finale la costruzione di una comunità educante e i docenti che stanno partecipando al corso stanno sperimentando sulla loro pelle, ecco, gli strumenti del teatro sociale, stanno facendo loro un percorso di teatro sociale per apprenderne poi gli strumenti e replicarlo in classe con i ragazzi. Il focus è quello il tema è quello dell'accontentarsi. Sì, questo è il tema che il gruppo ha scelto ed è questa una delle cose più interessanti del teatro sociale che mi è capitato di cogliere nei diversi laboratori che ho avuto la fortuna di seguire con Officina Social Meccanica. A differenza delle altre esperienze teatrali non c'è un copione già scritto, è il gruppo che sceglie di che cosa parlare, per cui ecco, a partire dai bisogni, dalle urgenze del gruppo si comincia ad investigare un tema e gli stimoli che arrivano da chi conduce il laboratorio portano a sperimentazioni con il corpo e con altri linguaggi per indagare appunto più approfonditamente quel tema e trovarne un po' un racconto da restituire al resto della comunità. Noi abbiamo scelto questo tema dell'accontentarsi perché insomma dentro la scuola sappiamo che ci sono delle criticità, a volte dei limiti che non è semplice spostare o oltrepassare, delle difficoltà legate al contesto in cui operiamo o alla struttura dell'istituzione e tanto altro. Sì. Uno spazio extra quotidiano appunto dove abbiamo visto l'utilizzo di differenti linguaggi. Come viene declinato poi sui ragazzi che seguite questo linguaggio? Allora, innanzitutto in una ritrovata ed incredibilmente forte forma di collaborazione e cooperazione tra di noi, perché lo spazio del laboratorio e lo spazio dell'espressione corporea e teatrale ci ha permesso di conoscerci, di diventare una squadra in termini veramente molto più intimi e forti. Dall'altra parte adesso stiamo provando a lavorare con i ragazzi in una maniera diversa, dando spazio alle loro doti espressive, che a volte nel contesto più istituzionalizzato di una didattica più tradizionale si fatica a far emergere. Invece stiamo provando a cercare i loro temi e a trovare dei modi per farglieli raccontare. Ecco. Insomma, interessante, no? Insomma, microstorie come le chiamiamo noi, microstorie che raccontano però una realtà, no? che è vera. Faccio una domanda, ma perché non vi aiuta nessuno a fare questo lavoro? Intendo, qua ci ascoltano politici, insomma istituzioni, non vi aiuta mai nessuno.
Non solo a voi, ma a tutti quelli che ospitiamo qui. È sempre la costante è questa. Io credo che il vero tema sia pensare che queste azioni riescono veramente a modificare e a trasformare la società. Fin quando si immaginano come elementi di nicchia, come un'attività altra, accessoria, senza comprendere che si possa invece entrare nel cuore delle vite delle persone, delle problematiche delle persone, che a volte sono anche problematiche sociali e condivise, perché hanno una base politica, mi verrebbe da dire, di difficoltà socioculturale, economica, materiale, ed è una modalità per prendere coscienza e consapevolezza, e quindi, non so, forse bisognerebbe rivalutare la necessità. In questo, visto che siamo alle battute finali, volevo con Maria Giovanna affrontare il percorso di promozione sociale con i progetti che ci sono in cantiere, perché questo è l'anno della Biennale di Teatro Sociale, per loro è un appuntamento molto importante che si snoda all'interno della città. Si terrà a giugno, dal 14 al 16 giugno su Catania, e raccontiamo appunto di cosa si tratta. Sì, la Biennale è nata nel 2017, quindi questa è la quarta edizione, ed è un modo appunto per raccontare alla città cos'è il teatro sociale, per farglielo sperimentare in laboratori gratuiti, con performance gratuiti, non soltanto fatti da noi o da gruppi locali, insomma, della città, ma anche a livello nazionale. C'è una mappatura appunto di gruppi e soggetti che lavorano a livello nazionale con il teatro sociale e la drammaturgia di comunità. Il tema di quest'anno è alla ricerca del tempo, perché dall'emergenza all'urgenza. E vogliamo molto ragionare, siamo tutti di corsa. Vorremmo molto ragionare su quanto è importante il tempo individuale, ma quanto è altrettanto importante il tempo collettivo, che è il tempo del fare insieme e del prendersi cura delle cose in comune. Quindi a breve la città si rivestirà di questo appuntamento. Guarda, glielo dobbiamo dire questa cosa del tempo, anche uno degli ospiti che verrà subito dopo questa parentesi della buona notizia, che è uno che corre sempre e che correndo stava per rimanerci quasi quasi, è Cateno De Luca. Ho visto delle foto anche recentemente, quindi ora glielo chiediamo pure a lui quanto sia importante il tempo, rivalutare il tempo. E noi, Luca, abbiamo utilizzato questi 15 minuti, questo tempo nel migliore dei modi, valorizzando una delle tante cose belle e buone che si svolgono all'interno del nostro territorio. Guarda, ti dico sinceramente, lo dico anche ai nostri telespettatori, qualcuno la comprende questa nostra iniziativa, no? Che è un'iniziativa giornalistica, ma è anche un'iniziativa, diciamo, come dire, di comportamento, no? Come vogliamo chiamarla, di veicolare è un appunto progetto etico all'interno il nostro progetto, che è fuori, no, dal comune. Molti non lo comprendono e ci chiedono: ma perché questa cosa, diciamo, perché siamo convinti che dalle piccolissime cose si può, e dal basso soprattutto, si può come dire, intervenire per un cambiamento in meglio di questa società. Quindi grazie Assia, grazie ai tuoi ospiti. Grazie a Maria Giovanna Italia, grazie a Giulia Denaro, grazie per questa testimonianza. Grazie. Allora, andiamo in pubblicità, facciamo un po' quello che succederà tra un po'. Tra un po' Cateno De Luca, Nino Germanà, Miriam Di Peri e poi tanti altri ospiti. Poi ci sarà Michela Giuffrida con noi, la professoressa Ida Nicotra, che ci spiegherà cosa è successo e cosa sta succedendo in termini proprio di legge alla Regione, tutte queste riforme che non arrivano poi a tagliare il traguardo. Tutto questo subito dopo la pubblicità. Entriamo nel vivo della puntata di oggi del Punto e attenzione, c'è anche un'anticipazione, oggi intervista a Vincenzo Franza, il patron del gruppo Franza, che sono quelli dei traghetti che insomma ci spostano e ci fanno attraversare questo stretto così stretto ma così ampiamente largo che ci separa dal resto dell'Italia. Dopo la pubblicità. Eccoci qua, inizia la nostra puntata di oggi, del Punto. Oggi insomma molto messinocentrica, dicevo fuori onda, perché parliamo di infrastrutture, parliamo anche di tutto quello che è successo all'Assemblea regionale siciliana questa settimana. Io ho titolato questa trasmissione La quasi crisi del governo Schifani, perché siamo sempre a un passo dalla crisi, poi il centrodestra è bravo in questo a risistemare le cose. Allora con noi la professoressa Ida Nicotra, costituzionalista, docente di diritto costituzionale all'Università di Catania,
Cateno De Luca, leader di Sud Chiamano, ma ora cos'è? Leader di tutte le opposizioni antischifani, no? Come si chiama? Il Ponte. Tanto leader del Ponte, Intanto il Ponte. L'ho portato a Durigon, me l'aspettavo. Dov'è Durigon? Dice che Durigon sapeva che venivo io, non è venuto. Viene la prossima volta quando non c'è De Luca. No. Questa è quella una campata? Ma questo è la famosa canzone dimmi come mi vuoi, no? Quindi intanto lo facciamo così, poi lo possiamo montare e smontare nel frattempo, è facile. Con noi Michela Giuffrida, ciao Michela, ciao, ben trovata. In collegamento da dove? Da Gira sempre, Nino Germanà, parlamentare della Lega. In macchina mi avete precettato, mi avete bloccato e quindi mi sono fermato. Ciao Ninitto. È quasi dispiaciuto. Tra un po'. No, non sono contento e non vi ringrazio per avermi invitato. Bravo. E la prossima volta ti invitiamo. Poi vi spiego il motivo. Ti invitiamo 2 volte, così resti e ti lamenti 2 volte. Eccolo qua, Germanà. Tra un po' Miriam Di Peri. Allora, io prima di cominciare la discussione vi faccio vedere, avete sentito, non lo dico ai nostri telespettatori, negli ultimi giorni l'Assemblea siciliana avrebbe dovuto votare, la maggioranza di centrodestra avrebbe dovuto approvare 2 riforme volute proprio dal centrodestra, chieste in campagna elettorale, la salva ineleggibili, adesso la professoressa Nicodra ci spiegherà che cos'è, e la riforma delle province, ovvero il ritorno al voto diretto per le province. Tutte e 2 sono state bocciate, queste 2 riforme, la maggioranza avrebbe avuto i numeri in aula per approvarle tutte e 2, però a causa di franchi tiratori, e qui si apre un dibattito molto faccio ampio. nome e cognome, Ora li facciamo, hanno bocciato queste riforme. L'ultima è quella delle province, che poi interessava molto di più di quella del salvo ineleggibili, cioè il ritorno alle province. Quante volte si è detto l'ente inutile, l'ente intermedio, l'ente che non funziona, adesso tutti rivogliono le province e tutti vogliono tornarsi a scegliere il presidente della provincia e la giunta provinciale. Questa cosa non andrà in porto, meglio andrà in porto nel 2025, adesso capiremo anche come. Questa è la votazione. Guardate cosa è successo all'Ars. Visto e considerato che avete chiesto il voto segreto, per essere chiari, avverto che l'eventuale bocciatura dell'articolo 1 equivale all'intero disegno di legge, alla bocciatura all'intero disegno di legge. Chi è favorevole all'articolo 1 voti verde, chi è contrario voti rosso. Vai, chiudi. L'Assemblea non approva. Favorevoli 25, contrari 40. Imbarazzante. 40-25. Allora, Michela. E il commento l'ha fatto il Presidente, imbarazzante considerati i numeri della maggioranza, ma andrebbe ricercato, perché questo ormai è storia, una pagina di storia dell'Assemblea regionale, andrebbe ricercato il movente, oltre che ovviamente l'assassino, gli assassini, anche perché, come hai detto tu, la riforma delle province era una riforma chiesta a gran voce da buona parte della maggioranza. Devo dire che Prodromo era l'immagine dell'assessore Messina da solo in aula. Io, seguendo i lavori, avevo visto questa immagine del governo un po', diciamo, inconsueta, se vogliamo usare una parola anche dall'effetto blando. Forse c'erano i segnali premonitori di quella che sarebbe stata una sconfitta, e poi indubbiamente giocano i grandissimi mal di pancia seguiti alla vicenda dei direttori generali, quindi tutto parte dalla sanità. Tutto parte dalla sanità, tutto parte anche dall'indicazione, ormai a quanto pare anche le caselle delle province erano accoppiate a nomi ben definiti, probabilmente quella non è stata una bella mossa. Ma rido perché la lite è pacucia, parliamoci chiaramente, giusta l'analisi che è stata fatta, parte ovviamente dalla spartizione della sanità, ovviamente tanti appetiti non soddisfatti, e naturalmente questa storia ovviamente è anche la conseguenza dell'operazione che ha fatto il nostro amico Luca Sammartino, perché sulla questione della norma riguardante il salva deputati c'era anche una
un ragionamento che ha avviato sui soggetti che sono i primi dei non eletti e che dovrebbero andare ad aumentare il gruppo della Lega. Poi questo su Salve inelegibile. No, e poi si è trascinato ovviamente qui questo ragionamento. Naturalmente è stato di rimbalzo, poi quando è arrivato Renate Schifani io ho preso la parola, ho detto guarda la sua presenza qui porta iella, perché vedrà che i risultati saranno eclatanti, e così è stato naturalmente. Ricordo che il voto segreto l'ho chiesto io perché abbiamo passato tutta la notte col pallottoliere. Naturalmente vi dico con chiarezza che forse un po' abbiamo esagerato, perché avevamo fatto un conto che la differenza deve essere di 8, però la presenza di Schifani ha aumentato quello che era il tentativo di intimidire l'Aula, perché un presidente che non viene durante la legge di stabilità e di bilancio, completamente, l'abbiamo definito ologramma perché tale è, a un certo punto viene in due momenti particolari, quella che ha riguardato la legge sui salvadeputati, e viene anche qui sulla legge per le province, due momenti particolari perché si gioca la faccia e gli equilibri complessivi. E vi dico sto retroscena, lui prima di entrare in aula si è chiamato i suoi e ha detto se non passa questo provvedimento io mi dimetto. Questo lo voglio sottolineare. Abbiamo cominciato qui ora con le dimissioni annunciate, chissà se ci farà il regalo di Pasqua, vediamo. Allora, intanto sentiamo anche Germanà, che sennò poi là in macchina che fa? Sente caldo poi. Germanà, ma che sta succedendo? Che sta succedendo, Germanà? Ma intanto c'è una differenza. Io non volevo essere invitato perché siccome sono un buono, un sentimentale, ho tutte le migliori qualità umane, non volevo litigare col mio amico Cateno. Non litigare. Ne hai licenza, Nino, tranquillamente, non ti preoccupare. Probabilmente stasera ci pizzichiamo. Ti preoccupare. No, ci sono due differenze che non sono da poco. Intanto la salva ineleggibili è tutto il nome già è tutto un programma. E dove c'era libertà di coscienza e sappiamo benissimo com'è andata. L'altra era nel patto di governo e quindi il fatto è un po' più grave e io definirei irresponsabili quelli che non l'hanno votata, che non hanno voluto la reintroduzione delle province perché non è stata una ritorsione, o meglio, se è stata una ritorsione rispetto a quello che era successo con la salva ineleggibili, è stata una ritorsione che per colpire o per fare il dispetto a qualche collega deputato si è fatto un dispetto ai cittadini, perché le condizioni delle strade provinciali e delle scuole, dell'abbandono totale che c'è delle province, di quelle che era un ente intermedio che tra il comune e la regione era molto più vicino al cittadino, secondo me non è stata una cosa buona. E ride, io però la vorrei inquadrare. No, perché pare che avremmo eletto i cantonieri che mancano, no? Pare che avremmo messo, perché giustamente Germanà per ora sta lì al Senato, non è che sa se per le funzioni previste da questa legge c'erano i soldi. Non ci sono, Nino, c'erano solo i soldi per pagare le indennità e avremmo fatto un altro stipendificio senza ovviamente i soldi per le funzioni. Ecco perché rido, mi immagino tutti questi nuovi consiglieri comunali, presidente delle province, fanno i cantonieri che mancano attraverso questa legge. Nino, raccontate un'altra favola che fate più figura, credimi. Allora, professoressa Nicotra, inquadriamo queste due riforme bocciate. Il salve ineleggibili, cerchiamo di spiegarlo come farebbe lei con i suoi studenti, quindi con parole molto semplici ai nostri telespettatori, e ovviamente la riforma delle province, perché la riforma delle province cammina su due binari, questo regionale, che era la riforma che avrebbe voluto il governo Schifani, e poi ovviamente c'è un piano nazionale che si lega tutto alla riforma del Rio dell'epoca Renzi, quando le province furono abolite in realtà. Comincerei col dire che la storia delle province siciliane e italiane, che a questo punto di vista si accomunano, è una storia molto tormentata, perché nel 2001 vi è stata una grande riforma della Costituzione che ha individuato le province come un ente costitutivo della Repubblica, insieme allo Stato, alle regioni, alle città metropolitane e ai comuni. A quel punto le province dovevano, come dire, rifiorire. Solo che nel 2014, come lei ricordava, una legge cosiddetta del Rio ha scardinato l'impianto originario delle province, quello che era legato all'elezione diretta dei vertici del governo provinciale, e ha individuato una elezione di secondo grado. La Corte Costituzionale nel 2015 è intervenuta dando sostanzialmente ragione al legislatore nazionale,
E dopo quel momento il legislatore siciliano nel 2017 ha riportato in auge l'elezione diretta. Un anno dopo, nel 2018, è intervenuta nuovamente la Corte Costituzionale e ha bocciato quella riforma, dicendo che cosa? Perché è importante questo passaggio, motivando la bocciatura, individuando nella elezione indiretta, quindi nell'ente di area vasta di secondo grado, una grande riforma economico-sociale. Francamente mi pare troppo che un'elezione indiretta fosse una grande riforma economico-sociale. Probabilmente tutto questo, ne siamo abbastanza sicuri, era collegato all'idea del contenimento dei costi che nel 2011 aveva chiesto l'Europa, tempo del governo Monti. Cosa accade? Che nel 2021, la storia è lunga, però io sono brevissima. No, perché la stiamo contestualizzando. Ricordiamoci che siamo in un'epoca appunto di spending review, bisognava il contenimento c'era dei costi, l'antipolitica, il periodo in cui i 5 Stelle, il movimento era l'anticasta. Mi permetto di dire che la democrazia ha un costo, e il costo della democrazia è un costo che ha un senso nel rapporto tra eletti e elettori e la responsabilità di chi governa. Nel 2021 la Corte Costituzionale ritorna sull'argomento e in qualche modo rivede la sua posizione del 2015, perché senza entrare nel merito dice: ma attenzione, la riforma del Rio del 2015 la dovevamo inquadrare in un progetto di riforma costituzionale, il progetto Renzi-Boschi, che nel 2016 è stato bocciato dagli elettori. Quindi va riscritta tutta, va ripensata tutta la norma sulle province e quindi sostanzialmente apre un nuovo scenario. Ecco che dopo la sentenza della Corte, sia a livello nazionale che a livello regionale, si pensa di reintrodurre il meccanismo dell'elezione diretta delle province e fare in modo che le province diventino di nuovo quell'ente intermedio tra comuni e Stato. Ricordo che noi abbiamo anche una, e qui c'è la Michela Giuffrida che lo sa benissimo per la sua esperienza, abbiamo anche un riferimento europeo, c'è la Corte, c'è la Carta europea degli enti locali, che è stata recepita nell'89 in Italia, che parla degli enti intermedi in tutta Europa come enti che devono basarsi su un'elezione diretta a suffragio universale. Allora, professoressa, prima domanda, però perché la regione siciliana ha voluto anticipare questo ritorno all'elezione diretta? Perché poi tutto questo ha un termine, ha una scadenza, che è il 2025, cioè nel 2025 si tornerà all'elezione diretta del Presidente della provincia. La regione siciliana perché ha voluto anticipare, già dall'anno scorso, con la messa in atto di tutte le procedure a queste elezioni? Era nel programma di Musumeci del 2017, ma lo voglio ricordare. Ma io ritengo che con la sentenza del 2021 in realtà le regioni a statuto speciale hanno avuto e hanno ancora la possibilità di introdurre nuovamente, anche grazie alla norma statutaria che riconosce in materia di ordinamento di enti locali la potestà esclusiva della regione. Quindi io penso che sia una questione abbastanza tecnica. Mi faccia però riflettere su un punto: ma il voto segreto sull'argomento che riguarda l'ordinamento degli italiani. Io non parlo con lui, io parlo del quadro normativo, ma non si dovrebbe ripensare al voto segreto e residuare questo meccanismo di votazione solo per alcune specifiche questioni, per esempio il voto sulle persone, lì ha un senso, cioè la politica si dovrebbe nelle istituzioni europee, esatto, e anche nazionali, si dovrebbe interrogare proprio su questo, sul voto segreto. Risposta professoressa, non voglio dire anche Miriam Di Peri, che salutiamo, la collega del quotidiano La Repubblica. Ciao Miriam. Non voglio dire, professoressa, che quando farò il presidente della regione lo modificherò, perché non porta bene, perché tutti quelli che hanno annunciato di eliminare e ridurlo, anzi solo a casi specifici dove c'è effettivamente il caso di coscienza, non hanno fatto una buona fine questo tentativo. Io ho chiesto il voto segreto perché dovevo fare da sponda alla faida della maggioranza, quindi tatticismo, lo dico chiaramente, siccome c'era l'imbarazzo nella maggioranza, ripeto, senza alcun problema, tanto bene o male si è capito da dove sono venuti i voti, e allora
c'era il problema, chi chiede il voto segreto? Che problema c'è? Ho detto, lo chiedo io, senza alcun problema. Quindi io ho chiesto il voto segreto per consentire alla FAI della maggioranza di esplicarsi per come poi è stato, né più né meno. Ovviamente cosa diversa è la questione che pone naturalmente la professoressa sulla reale funzione del voto segreto. Beh, lì è un'altra storia, siamo in un altro mondo. Noi siamo, da questo punto di vista, l'opposizione, e quello che non abbiamo gradito di questa legge, lo dico con chiarezza, è intanto perché hanno messo solo i soldi per le indennità e quindi avremmo creato un poltronificio senza avere i soldi per le funzioni. Tenete conto, neanche i fondi extra regionali gli hanno messo agganciato a questa riforma. Seconda questione, l'articolo 2, l'ho detto lì in aula più volte, comma 7 e 8, uno contro l'altro. Uno prevede che si applica, per quanto riguarda i candidati alla presidenza della regione, lo status di ineleggibilità e incandidabilità dei deputati, e quindi i sindaci fino a 20.000 abitanti, secondo questo recinto, si potevano candidare. Il comma 8 invece diceva chiaramente che i sindaci non erano candidabili, e un altro pezzo del comma 8 diceva che fino a 10.000 abitanti invece si possono candidare. Cioè hanno ammesso pure che pur quando è ritornato in commissione non l'hanno toccata, cioè questa legge era un pastrocchio anche da questo punto di vista, che non aveva senso. Diciamo quindi, che è emersa questa cosa. Considerato poi, che no? non ci hanno voluto sentire da questo orecchio anche quando abbiamo votato il ritorno della legge in commissione, lì hanno avuto il segnale. Perché la presunzione di riportarlo? Ve lo dico io, perché l'incidente nella maggioranza lo volevano in modo tale che ci fosse l'ennesimo schiaffo a schifare. Prima di dare la parola a Miriam Giuffrida, Miriam, intanto ciao, benvenuta. Ciao Luca, scusate il mio collegamento, ho fatto le bizze. Niente, non ti preoccupare. Allora, telegraficamente, con la chiarezza e la schiettezza che ti contraddistingue, la domanda è: chi ha impallinato Schifani su questa riforma? Tutti. Soprattutto i suoi. Ci sono stati tantissimi voti di Forza Italia, ci sono stati tanti voti di Forza Italia, Lombardo, parte dei Cuffariani, parte dei Meloniani, non si è salvato nessuno, e parte dei leghisti. Non c'è stato un solo gruppo che non abbia dato un voto contrario, della maggioranza che non abbia dato un voto contrario a questa norma. Confermo, è finita tipo a boffo sudato. Immaginate la scena, quella è. Sì, è schiaffo soldato. Michela. No, ma io riflettevo comunque, mettiamoci un attimo nei panni del telespettatore. Sono un po' emerse tutte le questioni anche interne molto complicate che hanno portato a questo risultato, ma il telespettatore a che spettacolo sta assistendo? Perché poi è questo, quando la gente non va a votare, quando c'è la sfiducia nelle istituzioni e soprattutto in quelle elette democraticamente, a quel punto ci si chiede come è potuto accadere. Le dinamiche che hanno portato a questo voto, secondo me, sono veramente più che variegate. Diceva Miriam, ci sono stati molti della maggioranza che per vari motivi, non dimentichiamo la situazione che vive Forza Italia in questo momento, ricordiamoci che Forza Italia ha rinnovato i suoi organismi a livello nazionale, ci sono molte frizioni anche tra regioni e regioni, ricordiamoci quello che sta succedendo nella Lega, tutti avevano un movente. Prima dicevate, ma perché allora si è portata in aula? Perché queste dinamiche secondo me sono tutte esplose, è diventata una miscela esplosiva proprio nell'ultimo mese, ma tutti avevano avuto assicurazioni sul fatto che alla fine non sarebbe stata una passeggiata, ma sarebbero riusciti a portare a casa il risultato. C'è stato un segnale chiaro anche dal governo nazionale, altrimenti la scommessa su una Del Rio che ancora oggi è vigente non sarebbe stata fatta, quindi non è stato un voto così al buio poi è stato il risultato, tant'è vero che il vertice che c'è stato tra Schifani e il presidente del Parlamento Galvagno lo testimonia, non ha funzionato qualcosa nel raccordo anche con il Parlamento, perché l'andamento sino alle ultime ore tutto sommato non lasciava mai presagire un risultato del genere. La dinamica d'aula. Germanà, e poi voglio fare vedere un video. Ma io ribadisco che chi ha votato contro questa legge ha fatto un dispetto soltanto ai cittadini, e basta vedere le condizioni delle nostre strade provinciali. La Sicilia voleva accelerare rispetto al governo nazionale su questa riforma per ripristinare quella democrazia che, come diceva la professoressa Nicodra, ha un costo. Io sono contrario, lo dico anche se probabilmente può essere impopolare,
anche alla riduzione che è stata, quella che è stata del numero dei parlamentari, sia all'Assemblea regionale che alla Camera e al Senato. La democrazia ha un costo, la rappresentanza dei territori. Ora, al di là se ci sono i fondi o meno, come diceva De Luca, il territorio comunque deve essere rappresentato, e poi il rappresentante di quel territorio, per essere riconfermato e per prendere il consenso dai propri sostenitori, dai propri simpatizzanti, deve cercare di spendersi e quindi portare in Parlamento, in Consiglio provinciale, al Comune, quelle che sono le esigenze del territorio. Allora, c'è una persona che un parlamentare regionale che diciamo in tutta questa vicenda è riemerso dall'ombra e si è preso le sue soddisfazioni. Tra i tanti interventi abbiamo selezionato il suo e lo ascoltiamo. Lui si chiama Gianfranco Micciche. Il risultato di questa votazione è un risultato, vedo che il governo ha abbandonato l'Aula, va bene, che è quello che di fatto è avvenuto nella realtà, ha abbandonato complessivamente l'Aula, ma quello che non capisce il Presidente Schifani, e io vorrei parlare proprio con i ragazzi della maggioranza, è che tutto quello che si fa, ogni azione, ha una conseguenza. Lui sta dimostrando, lo dico sinceramente, di essere veramente scarso, proprio scarso, nel senso che ogni cosa che fa è una minchiata, ogni cosa che fa è sbagliata, ogni cosa che fa produce effetti opposti rispetto a quelli che lui si era prefissato. Quello che sta facendo alle europee c'ha il suo candidato, alle province c'ha il suo candidato, se ne frega totalmente dell'Aula, non ha idea di parlare di politica, non sa che cosa sia la politica, è venuto in Parlamento soltanto per salvare gli ineleggibili e per ottenere Caruso presidente della provincia, caso può dimenticare. È ovvio che tutto quello che fa lo fa soltanto in funzione di un interesse che non è quello della Sicilia, che non è quello del popolo che lui dovrebbe servire. Io poco fa Cateno De Luca ha fatto un appello agli uomini della maggioranza, io mi permetto di rifarlo, però seriamente, cioè non è in condizione di fare il Presidente della Regione, non si dimetterà né ora né mai, questo potete stare tranquilli, però bisogna cominciare a costruire per il futuro, perché noi abbiamo una responsabilità nei confronti della Sicilia. Con un presidente così la Sicilia è morta, è finita. Io, caro Pace, lo dico qua come l'ho detto mille altre volte, io quello che considero il presidente vero che ha avuto la Sicilia fino ad oggi si chiama Totò Cuffaro. Si chiama Totò Cuffaro, perché Totò Cuffaro ha lavorato realmente, ha fatto le cose. E questo è Gianfranco Micciche che si è preso la sua rivincita personale su questa L'ultima parte la potevamo cassare, ma vabbè. Insomma, questo è perché secondo i suoi ragionamenti. Io la farei commentare a Miriam Di Peri questa uscita di sull'ultima parte sono d'accordo, Su quella di Cuffaro? Assolutamente sì. Questa è la notizia. La mangiatoia politica faceva comodo a tutti. Questa è la notizia. Faceva comodo a tutti. Allora, Miriam. È stato un ottimo presidente. Effettivamente sì, ancora il PIL continua a crescere grazie a lui. Miriam, allora, al di là del personaggio Gianfranco Micciche, ha detto quello che trapela ormai da settimane tra tutti i gruppi parlamentari, no? Cioè, lui ha avuto solo il coraggio di metterlo così, di dirlo al microfono, ma il non detto tra i gruppi è questo, no? Almeno questa è la voce che arriva da Palermo. Il non detto tra i gruppi è che si sta aspettando l'esito delle europee. Io sinceramente penso che in qualche modo troveranno la quadra, perché se poi c'è un merito che va riconosciuto al centrodestra è quello che in qualche strano modo possono litigare quanto vogliono, ma alla fine un accordo lo trovano lo stesso. Guarda già adesso, in questa situazione di stallo assoluto, stanno già pensando a una exit strategy, lo raccontavo stamattina dalle pagine di Repubblica. Però l'obiettivo è quello a questo punto di anticipare le elezioni amministrative, stanno provando ad anticiparle per non andare ad election day con le europee, in modo tale che si possano insediare i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali, insomma nei comuni che sono chiamati al voto in questa tornata elettorale,
che a quel punto potranno prendere parte alle elezioni di secondo livello per le ex province che, stando così le cose, vanno celebrate entro il 30 giugno, data di scadenza dei commissari prorogati negli ultimi 10 anni, non se ne può più di queste proroghe dei commissari. Quindi un exit strategy la trovano sempre. E Schifani, devo dire che con tutti i limiti e con l'errore, a mio avviso, di essere andato in aula per poi ricevere questa batosta clamorosa, parte dai piccoli stavolta. Ha ascoltato prima, in questi ultimi vertici bilaterali che ci sono stati, ha ascoltato prima Cuffaro, poi Saverio Romano, poi Raffaele Lombardo. Soltanto lunedì incontrerà la Lega. Onorevole Germanà, a proposito, ma la Lega incontra chi? Durigon o lei? Perché mi pare che qui sia già partita la sovrapposizione di ruoli. E poi nel pomeriggio incontrerà il commissario Claudio Durigon incontrerà lui il presidente Schifani nella qualità di commissario, che voglio ricordare che è commissario perché il nostro statuto prevede che chi è candidato alle europee le deve lasciare, così come è stato in Campania con l'onorevole Grant, europarlamentare uscente, commissario della Lega, quindi è stato commissariato anche la Campania, non è un'eccezione la Sicilia. Va bene, Nitto, con te si vede sempre Schifani, è stato tuo testimone di nozze, mi pare, quindi avete bisogno dell'incontro ufficiale, va? Lo ricordo male. Di un matrimonio che non è andato bene. Ah, no, per carità, questo non entro nel merito, lungi da me, non era nessun riferimento a questo. Voglio bene al presidente Schifani e sono convinto che farà anche bene. Allora, ci fermiamo un attimo, pausa per la pubblicità, poi torniamo perché voglio capire un po' che sta succedendo anche nella Lega di Germanà e soprattutto voglio capire che sta facendo Cateno De Luca col PD, col Movimento 5 Stelle, coi suoi. Dice che adesso ne perde qualcun altro. Ha perso qualcuno a favore di Germanà al comune di Messina? Come ho detto già ieri a Durigon, lo sport della Lega è quello un po' ormai di riciclare in Sicilia. Bisogna stare attento cosa si ricicla perché si potrebbe un po' contaminare tutto, ma questo è un problema loro, non ci riguarda. Dopo la pubblicità. Diciamo che è uno sport che appartiene un po' a tutti. Insomma, è bravo. Diciamo che lo praticate ormai in modo indiscriminato, ma va bene così. È come il padel, lo fanno tutti. Il padrone è il popolo, conta quello. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, il punto, allora ci siamo lasciati poco fa parlando della Lega che è rappresentata oggi dall'onorevole Germanà, allora ci dice che sta succedendo qui in Sicilia questa Lega, Germanà? Io mi sarei preoccupato, mi dispiace ovviamente che ci sono polemiche sui giornali e magari i giornalisti cercando di fare il loro lavoro le utilizzano anche, io mi sarei preoccupato se nella Lega non fosse successo nulla, se ci sono più voci che si sentono e c'è un momento di dibattito anche piuttosto acceso, significa che questo capita quando si cresce parecchio. La Lega è cresciuta moltissimo, e la Lega fino alla scorsa legislatura aveva soltanto un consigliere regionale, oggi voglio ricordare che abbiamo 6 deputati regionali, di cui 2 sono uno è vicepresidente della regione con la delega all'agricoltura, l'altro è l'assessore Turano, un'altra delega altrettanto importante, un senatore e 3 deputati. Chi avrebbe mai detto... Altri 2 sono in arrivo. No, questo non lo so, lo vedremo, ma se arrivano avranno certamente, se arrivano il benvenuto e noi saremo felici di accoglierli, ma anche 3, 4, perché io non capisco perché quando si parla di acquisizioni che facciamo noi, come diceva l'amico De Luca, e mercato delle vacche, quando li prende lui, no. Io voglio ricordare semplice, che voi gli date le caramelle che noi non abbiamo, tutto qui. Voi però disponete delle caramelle e va bene così. Ma ripeto, arriverà, siete come lo yogurt a scadenza, non c'è problema, Germanà, lo sapete. Le caramelle veramente a Messina le gestisce il sindaco che insieme abbiamo eletto. No, le caramelle le date voi a livello regionale, che è diverso. Voi le date a livello comunale perché a livello regionale. Grazie alla buona amministrazione a Messina i risultati si stanno vedendo, il resto lo sapete bene. No, ma questo è il risultato. Io ho la capacità di creare tanti mostri. Uno di questi è Germanà, ma me lo dicono tutti, che l'ho risuscitato. E ora giustamente, come tutti i mostri, fa il mostro, è il suo mestiere. Mi piace, mi è simpatico per questo, è tutto qui. A differenza di te che sei in Parlamento da 30 anni, più o meno quanto Casini, io sono io quantomeno almeno sono ma hai dimenticato la mia età.
vedi che sommando le mie presenze in Parlamento sono 12 per l'esattezza, perché vedi io conquisto e poi scendo sul territorio, ecco la differenza. E secondo me è un errore che fai, e te l'ho anche detto, perché avevi fatto il sindaco di Messina e l'avevi fatto bene e hai sbagliato a lasciare, perché per completare un percorso ci vogliono 10 anni. Questo sindaco che insieme abbiamo sostenuto sta lavorando, devo dire discretamente, te lo dico da cittadino, però io sono convinto che avresti fatto meglio, e questo lo dico pubblicamente. Io ti ringrazio di questo, ma vedi, questo sindaco, che poi il sindaco Basile, la parte migliore di me, lavora benissimo con tutta la squadra, perché oggi si trova pure con gli agganci giusti in un Parlamento siciliano dove tanti problemi li stiamo risolvendo noi da lì, anche della città di Messina, come di Taormina, come di tanti altri comuni, perché questo poi è l'elemento fondamentale. Io ho fatto la traversata nel deserto contro tutto e tutti, ma per poter dare a Messina dei collegamenti seri ai Parlamenti e non di gente che scambia Messina, mi passi il termine e mi scusino le signore, come un pisciatoio, onestamente hanno bisogno di parlamentari degno di questo nome, e noi l'abbiamo fatto finora e i risultati sono arrivati. Questo capisco che è un problema per voi, quindi voi potete fare solo l'acquisto nei palazzi. Arriverà il momento e credo che le europee saranno un momento di verifica se l'acquisto dei palazzi corrisponde a una conquista di consenso fuori dai palazzi. Ma che fate alle europee, De Luca? Le europee io vi stupirò con gli effetti speciali. Ecco, questo ve la preannuncio, ma non vi posso svelare in anticipo quello che succederà il 2 e 3 marzo all'Assemblea Nazionale di Taormina, perché noi stiamo completando in questo momento la organizzazione in tutto il territorio nazionale, e questo ha dato risultati eclatanti. Abbiamo toccato i 15.000 tesserati in 3 mesi. Il 2 e 3 di marzo sarà ufficializzata la strategia, e quindi quello che è anche una grande novità. Posso soltanto confermarvi che ci saremo, e come sempre, anche da questo punto di vista, a mani nude, credo che faremo il nostro risultato importante. Miriam. De Luca, io su questa cosa, ecco, ascoltavo con attenzione, perché io ho fatto la stessa domanda un paio di giorni fa, quindi se avesse rivelato adesso... No, ma infatti per rispetto tuo sto stato zitto. Ma io no, in questo, però, scusate se vi interrompo, posso interrompere? Sì. Ci sono in questi giorni 3 attori che protestano, e so che De Luca sta cavalcando anche questa protesta. Io non vorrei che poi ci trovassimo De Luca alleato con quei partiti che in Europa stanno facendo proprio danno alla nostra agricoltura italiana. Mica solo nella Lega. Scusatemi, mica sto facendo alleanze con chi ha votato la PAC. Io non ne voglio partiti che sono come i ladri di Pisa, che di giorno litigano e la notte vanno a rubare assieme. No, Ninitto, puoi stare tranquillo che il tuo fortino non lo andrò a toccare. I grillini che c'entrano? Non ho capito. Stiamo parlando di chi ha votato la PAC. Voi siete all'interno di questo Germano toccata piano, però diciamo è questo il tema, no? Cioè, chi sostiene questo Green Deal in Europa sono i partiti, diciamo, di cui lei si è fatto portavoce, no? Il PD, questi... Ma forse non ho capito io. Scusatemi, ma chi è che governa l'Europa? Il centro-sinistra o il centro-destra? No, perché forse sono in un altro continente. Lasciate stare quelle che sono le proposte, ma la direttiva che ha fatto incazzare definitivamente gli agricoltori, quella che ha modificato il cosiddetto UBA, cioè il rapporto della permanenza degli animali sul terreno, dimezzando il valore dei terreni, che l'ha fatta? Ha fatto questo governo in Europa. Chi è che ha votato la PAC? Andate a vedere chi ha votato la PAC, c'è anche la Lega. È inutile che ora facciamo come si dice a Fiume di Nisi. Come si dice a Fiume? Futtaddio, anzi futto prossimo e pregaddio. Pregaddio e futto prossimo. Questo è purtroppo il ragionamento. Quindi lasciamo stare questa storia, non tocchiamo questo argomento, perché se ne parla in separata sede. La verità qual è? Per chiudere qui anche su questo aspetto, ci sono delle grandi lobby che ormai stanno indirizzando tutto verso le carni sintetiche e farine di grilli. C'è ovviamente una trasversalità dei partiti italiani che fanno parte delle grandi famiglie che hanno votato la PAC. Ora stanno reagendo e stanno tentando anche qui
veramente vergognoso trovarsi anche in questo governo di centrodestra con le accuse di chi era distratto quando hanno tolto l'IRPEF oppure quando hanno esteso la polizza assicurativa sui mezzi agricoli che sono fermi nei magazzini. Cioè, stiamo assistendo anche qui come i migranti. Vi ricordate quando erano i migranti? C'era la lotta a chi da questo punto di vista faceva il cielo turista di più. Stessa cosa sulla pelle degli agricoltori. Ma ripeto, di questo ne parleremo il 14 di febbraio, Amo Sicilia, a Piazza Indipendenza. Saremo lì, ci sarete, ma ci saranno tutti i siciliani, perché questo diventa importante non solo per la nostra agricoltura. Chi doveva intervenire? No, c'era qualcuno che stava intervenendo, Miriam? Era Miriam. Miriam, l'hanno interrotta, scusaci. Sì, De Luca, io ce l'ho una domanda in effetti, dato che ha io già non ho studiato, Eccolo, dato che nella sua coalizione con PD e 5 Stelle ha già designato il primo assessore, che sarebbe Luigi Sunzeri all'economia, andiamo al secondo. Chi metterebbe all'agricoltura, dato che è così tanto all'ordine del giorno in questo momento? All'agricoltura non ci sarà un deputato. Noi già stiamo lavorando su una figura che ha la sensibilità politica, ma è un tecnico, cioè proprio vive all'interno del mondo agricolo, lo dico con molta onestà. Il lavoro che si sta facendo è anche proprio questo, anzi vi anticipo una cosa che l'avevo già anche detta nella conferenza stampa unitaria: avrete il piacere di avere il quadro non solo di chi sfiderà quel che rimarrà del centrodestra, attenzione, è stata attenti a quello che sto dicendo, no? A cosa rimarrà del centrodestra tra 3 anni, ma ci sarà anche l'intera squadra, e questa sarà la novità questa volta, anche per cancellare il vulnus delle famose primarie che ci sono state tra PD e 5 Stelle e che poi ovviamente sono finite come tutti quanti sappiamo. Ovvio che bisogna recuperare credibilità nella capacità progettuale e di governo. Io non sono un oppositore di professione, questo lo sapete tutti, io amo amministrare, anche perché per cambiare le cose o ti sporchi le mani amministrando oppure le cose non le cambi. Quindi è ovvio che la nostra strategia è fare un'alleanza su un progetto e testarla almeno 2 anni prima, e io dico sempre lanterna accese e cintura ai fianchi, perché io non credo affatto che questa legislatura né nazionale né regionale finirà a scadenza naturale. Ninitto, non ti toccare perché così è. Ninitto sarebbe Germanà. Michela, io un ragionamento lo farei sulla posizione di De Luca. Dico, probabilmente... Che prima non parlava così del PD, ovviamente, ha cambiato completamente registro, se ricordiamo le sue dichiarazioni. Allora ero il sindaco di Messina. Ero il sindaco di Messina, allora. Dipende quale De Luca. No, ma emerge chiaramente che ormai è clima di campagna elettorale per le europee. Dobbiamo ricordare che alle europee si vota col sistema proporzionale, quindi ovviamente c'è la facoltà e l'abilità di sdoppiarsi e di dire tutto il contrario di tutto, perché poco fa io sentivo anche le dichiarazioni, adesso eccolo, c'è ancora, dell'onorevole Germanà, che ha detto, che ha fatto un endorsement preciso, che però fa parte della maggioranza di Schifani, quindi sono due cose che non si conciliano. Poi per quanto riguarda il dibattito interno alla Lega, è anche vero, io spezzo una lancia a favore dei colleghi, che i giornalisti devono fare il loro lavoro, ma è verissimo che quelle dichiarazioni non sono state smentite, quindi le prendiamo per buone. Se non c'è stata una richiesta di rettifica, il dibattito interno alla Lega è esattamente quello che abbiamo letto. Quindi è il clima di europee, e nel clima delle elezioni europee che cosa succede? Puntualmente ogni 5 anni. Che tutti si scagliano contro l'Europa matrigna, che tutti cominciano a mettere in discussione quelli che sono... No, ma tra l'altro, allora, la PAC è uno degli strumenti più importanti del bilancio dell'Unione Europea, anzi negli ultimi 5 anni è stato drasticamente ridimensionato perché le emergenze erano altre, pensiamo solo al sistema delle migrazioni, ma io vorrei fare il ragionamento opposto, pensiamo soltanto che cosa sarebbe oggi dell'agricoltura italiana se il sistema di PAC non fosse stato avviato dall'Unione Europea, cosa diversa dalla protesta dei trattori, che è molto più una protesta italiana. È agganciata. Posso rispondere a questa domanda? Prego. Basta chiederlo a tutti. Vedete, per come è stata ormai ridotta
l'agricoltura italiana, soprattutto anche quella meridionale, è fatta da microimprese. Tutti sono pronti a dirvi: tenetevi i contributi, ma restituiteci la libertà di impresa. Perché quando io non posso tenere 2 mucche, ma ne devo tenere ora una, perché questo è stato il tentativo sulla scorta di quella che è una strategia sull'ambiente, quando invece si nasconde un altro ragionamento. In questo momento ci sono in circolazione, anche in Sicilia, dei compratori di terreni che li stanno comprando a 4 soldi, che devono fare impianti per quanto riguarda le energie alternative, e tutta questa strategia parte con un obiettivo ben preciso, sulla scorta della strategia dell'ambiente, come se l'agricoltura fosse l'elemento che da questo punto di vista inquina di più. Cosa succede? Succede che si abbassa quella che è la redditività dei terreni, si favoriscono le industrie delle carni sintetiche e anche delle farine di grille e sementi anche da questo punto di vista sintetiche, dopodiché l'operazione si consente sulla strategia anche della creare fonti alternative a questi faccendieri, di andare in giro presso aziende che ormai sono a fallimento e a comprarsele per 4 soldi. E questo sta succedendo già in Sicilia. Questa è la realtà dei fatti. La PAC purtroppo ha un problema di fondo, che è il seguente: è stato concepito per ridurre la produzione agricola nostra, nello stesso tempo stanno indirizzando importanti risorse sui paesi emergenti. I paesi emergenti si è consentita anche un'agricoltura intensiva. Peccato però che quei paesi emergenti non rispettano le norme ambientali, non rispettano le norme sul lavoro, quindi i loro costi di produzione sono 1/10 dei nostri, e si è consentito di inserirsi nel nostro mercato. Se io vado al bar in questo momento e chiedo una spremuta, non lo trovo un arancio siciliano, lo trovo del Marocco e quant'altro. Quindi questi sono i problemi complessivi sui quali bisogna fare. Dalla Spagna più che dalla... La Spagna, se la mettiamo anche a confronto con la Sicilia, non ci sono. Sì, il problema della Spagna è per un altro. Qui voglio anche chiarirci, proprio anche su quelle sono state alcuni richiami. La Spagna è entrata in Unione Europea quando aveva lo stesso elemento di digressione socio-economica della Sicilia. A parità di risorse economiche, la Spagna oggi è uno dei sistemi più competitivi. La Sicilia è rimasta a palo. Vediamoci per quale motivo. Esattamente. E la risposta la possiamo dare a chi in questi 30 anni, tutto l'arco costituzionale, fondamentalmente il centrodestra, ci ha governato. Ecco perché io certi nomi non li voglio più sentire. Allora, abbiamo i tempi strettissimi. Io intanto saluto Nino Germanà, che è stato con noi della Lega. Insomma, Nino non mi ha invitato alla festa però stasera, perché? Che festa c'è stasera? No, Nino è bravo anche in questo. No, lo so. Scusa, che c'è una grande festa di carnevale non mi ha invitato. Ma la festicciolo a casa con un po' di amici. E io non sono tra i tuoi amici. E tante chiacchiere di carnevale, va. Posso venire? Mi vesto da Cateno De Luca se mi inviti. L'ultima volta che ti ho visto sotto il balcone di casa mia abbiamo fatto danno. È vero, la serenata, la famosa serenata. Allora, volevo approfittare di questi ultimi minuti. Grazie Germano per essere stato con noi. Mi dispiace non abbiamo parlato di Ponte, ne parleremo un'altra volta. Questo è per Duricon. Perché mi stavo per agganciare alla questione del ponte, visto che ho qui visto che ho il piacere di avere la professoressa Ida Nitoder, che fa parte anche del CDA della società Ponte sullo Stretto, allora segue ovviamente da vicino anche tutto l'iter della progettazione e della messa in opera del ponte. Professoressa, allora, quante cose sono state dette, diciamo, su questo ponte. Di fatto è che il progetto sta andando avanti e, diciamo, salvo complicazioni in questo caso, davvero si potrebbe veder mettere la prima pietra di questa grande infrastruttura. Sì, per l'estate 2024, cioè tra qualche mese, dovremmo iniziare. Il progetto definitivo è stato analizzato. Sapete sicuramente che vi è il piano di aggiornamento che è stato valutato dal comitato scientifico e quindi è, diciamo, alle battute finali, e tra qualche giorno dovrebbe essere validato dalla società Ponte sullo Stretto e poi seguirà l'iter procedimentale previsto nella legge. Significa che andrà al Ministero delle Infrastrutture, sarà indetta una conferenza di servizi con tutti gli attori
attori che sono interessati alla realizzazione di questa stupenda, meravigliosa infrastruttura, che sono gli enti statali e quelli regionali. Io lo sogno da quando ero bambina, quindi per me essere anche in tutti, questo, penso che non c'è nessuno contrario qui, no? in questo progetto, tutti devo dire, mi rende molto orgogliosa e molto felice. E chiaramente noi stiamo facendo di tutto affinché l'opera si possa realizzare, e dopodiché espletata la procedura, la conferenza di servizi andrà al CIPES e una volta che il CIPES delibererà definitivamente, inizierà tutta l'iter, diciamo, il momento esecutivo. 10 anni di costruzione. 7 anni. 7 anni, 2032. Quindi, insomma, questo è il cronoprogramma. No, sperando che lo segnavi in agenda. Potrebbe vederla anche lei. Lo segnavi in agenda io, senza alcun problema. Guardi. Anche De Luca era un pontista, quando era con Raffaele Lombardo, il Movimento per l'Autonomia. Ma scusa, ma io nel 2006, a settembre del 2006, quando abbiamo fatto la manifestazione a Roma, esattamente, io non so tu dovere, se ancora i cazzo ci ricordi, o non so in quale partito eri. Però no, ci scherzavo perché ci stuzzicava a vicenda. Perché si ricorda bene. Io non so dove ero nel 2006. Si ricorda bene, ma si ricorda bene perché allora non abbiamo fatto la manifestazione per il ponte, allora abbiamo fatto la manifestazione per il corridoio Berlino-Palermo, diciamo le cose correttamente, che prevedevano, cose che allora poi si è ottenuta, l'inserimento nella strategia ovviamente delle opere strategiche transnazionali dell'Unione Europea, col cofinanziamento dell'Unione Europea, non solo il finanziamento del ponte, ma dell'alta velocità da Salerno a Villa San Giovanni, la sostituzione della monorotaia dei Borboni in Sicilia, il potenziamento dei porti di Augusto e Gioia Tauro. Quello era il corridoio Berlino-Palermo e quello è ciò che noi vogliamo. E finisco, professoressa, mi scusi, e mi taccio. Veda, cos'è che manca in tutta sta storia? Io sono stato sempre per il ponte, non sono per il ponte però di Matteo Verdini. Questo lo voglio sottolineare perché nel momento in cui veda manca esattamente la copertura finanziaria per fare il ponte e mi vengono a rapinare i soldi del Fondo Sviluppo e Coesione, la regione siciliana quanto ha? Il 3% nella quota societaria? Bene, già ha contribuito con 2 miliardi, cioè col 20%, qua siamo alle pentole farlocche, ma al di là di questo non è stato ancora presentato un piano, io spero che arrivi presto. Quanto ci vuole per fare l'alta velocità da Salerno a Villa San Giovanni? Ecco, se abbiamo finalmente quanti miliardi ci vuole il tempo, io sarei felice. E poi ovviamente posso dire una cosa e poi la professoressa è una persona seria, insomma. Se potessi dire una parola, il progetto del ponte sullo Stretto è inquadrato all'interno di una serie di infrastrutture, un sistema integrato di opere, tra cui vi è il collegamento ferroviario sia dalla parte Calabria che dalla parte Sicilia. Si tratta di 40 chilometri di strada sia su ferrovia che appunto per le automobili. Questo progetto è inserito nel corridoio Palermo-Helsinki-Malta ed è chiaramente sponsorizzato anche dalle istituzioni comunitarie, cioè manca questo piccolo, grande momento di infrastruttura per collegare davvero la parte più estrema nel sud a quella dell'estremo nord e quindi fare davvero un'Europa unita. La copertura finanziaria c'è? La copertura finanziaria allora, esiste. lo dico anche... Non c'è veramente ancora questa copertura finanziaria, non è mai stata messa al tavolo, no, c'è la copertura finanziaria. Finora vi assicuro che la copertura finanziaria è proprio quello che noi diciamo. Si va a chiudere perché c'è l'intervista a Vincenzo Franza. E come le guardiamo bene, purtroppo per questo motivo. E allora non c'era motivo di prendere i soldi del Fondo Sviluppo e Coesione. Perché se dobbiamo essere qui onesti su questo, dobbiamo essere onesti. Allora, quando è che ci dobbiamo risentire noi per le europee? Quando dobbiamo risentire? Il 2 di marzo. Il 2 di marzo. Quando i soldi servono per fare una infrastruttura fondamentale per i siciliani, sono soldi ben spesi. Che questi soldi servono per le strade. No, lei scusi, lei mi deve scusare, lei sta facendo un'invasione di campo. Mi scusi, lei sta facendo un'invasione di campo politica. Fino a quando, per carità, il suo profilo io la rispetto e continuerò. Ma qui ora parliamo di politica. Veda, la scelta di prendere 2 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione e toglierlo per il dissesto idrogeologico per le
scuole e per fare strategie, quello no, che se lei sta permette, dicendo è una non è scelta vero. politica, no, è Ma quello che vera, lei dice perché non è l'emendamento della legge di stabilità è lì sotto gli occhi di tutti, quindi Vero. se poi non vogliamo leggere le Dobbiamo cose non le ricordare leggiamo. anche le percentuali di Chiaro. spesa del Fondo Sviluppo Quindi- Coesione, andiamo a vedere nelle tabelle quello che è stato di quinquennio in quinquennio e poi ne parliamo. Io penso che la vicenda del ponte sia paradigmatica del siciliano che è nemico di se stesso, Brava, proprio detto brava. in una ma che parola. cosa c'entra? Germana, Perché c'abbiamo la dobbiamo classe politica chiudere imbecille perché sono che continua a ritardissimo. farci rapinare i soldi? Germana, veloce. No, scusi. Ma Non dico, io funziona. mi aggancio all'ultima cosa del Fondo Sociale di Coesione, dell'FSC. Io ho letto articoli di giornali, ma anche la ricostruzione che fa De Luca. C'è uno scippo al sud dall'FSC, ma uno scippo al sud dall'FSC destinato alla Sicilia se fossero stati destinati a fare il Mose o la TAP. Esatto. Uno scippo di che? Esatto. L'FSC appartiene a noi e noi decidiamo come spenderlo. Siccome riteniamo, Bravo. così come ha confermato De Luca, però lo dice in maniera diversa perché non può dire che è favorevole Bravo. al ponte, che il ponte abbiamo già beneficiato del ponte quando venne inserito dal governo Berlusconi a completamento del corridoio scandinavo-mediterraneo. Noi allora riuscimmo a trovare, il governo Berlusconi, i fondi per completare la Messina-Palermo, un'autostrada che 20 anni fa non c'era. Beneficiammo allora ci torniamo continuiamo su a questa questione beneficiare del ponte. del ponte adesso, fino all'ultimo intervento che abbiamo fatto sul porto di Tre Mestieri di Messina, che De Luca conosce benissimo. Noi siamo riusciti in 4 mesi, noi, ministro Salvini, a trovare 40 milioni di euro collegando il porto di Tre Mestieri al ponte sullo Stretto. Ma Il la ponte Germania, oggi io è devo di dire, Buoni sono tutti, spese. devo chiudere perché il tempo è finito. Ma lo stabiliranno i sul siciliani ponte. questo, Ci non ti torniamo sul preoccupare, lo ponte. vedremo. La prossima settimana forse qualche notizia ce l'avremo. Ecco, allora facciamo così. Ci torniamo la prossima settimana. Nel frattempo sul ponte Grazie. però restiamo. Grazie a Nino Germana, grazie Ci a vediamo Miriam Di stasera a Peri. casa tua, Nino. Porta le chiacchiere, direi che ne, Aspetto. porta le chiacchiere che ne ha tante. Di chiacchiere ce ne sono tante. Di chiacchiere ce ne sono tante. Allora, buona festa di carnevale anche Nino Germana. Allora, saluto Miriam Di Peri, grazie Miriam per essere stata con noi. Michela Giuffrida, ciao Michela. Grazie a Cateno De Luca, grazie alla professoressa Ida Grazie a Nicotra. voi. Voi Buonasera. restate lì perché subito dopo la pubblicità si continuerà a parlare di ponte e ci sarà con noi Vincenzo Franza, patron del gruppo Franza. Chissà cosa ne pensa, quello che ha gestito fino ad oggi i movimenti dei traghetti da e per la Sicilia del ponte sullo Stretto. Subito dopo la pubblicità. Diamo il benvenuti alla puntata del punto di oggi a Vincenzo Franza, amministratore Buongiorno. del gruppo Franza. Salve Presidente. Allora, famiglia Franza, insomma, imprenditoria a 360 gradi, turismo, edilizia, banche, soprattutto navi. Mi corregga se sbaglio, la Esatto. nota del suo ufficio stampa, attentissimo, dice una flotta di 28 navi moderne ed efficienti. Tra un poco ce ne sarà un'altra che sarà anche ancora più efficiente e ovviamente al passo coi tempi. Insomma, voi siete quelli che portate i siciliani da una parte all'altra di questo stretto. Non solo, colleghiamo le isole minori della Sicilia, colleghiamo Salerno, abbiamo linee in Sardegna, cerchiamo di allargare il più possibile quelle capacità nate nello stretto di Messina con mio nonno, con mio padre tantissimi anni fa, sempre con lo stesso spirito di impegno e innovazione anche. Perché voi nascete, insomma, raccontiamolo, no? Anche ai nostri telespettatori, voi non siete così avvezzi alle comparsate o alle interviste in TV o sui giornali, se non quando, insomma, Quando serve, dovete quando dare, è quando utile, serve. quando ci chiamano è sempre un piacere Esatto. venire qua, Insomma, soprattutto in questa emittente importantissima e storica della Sicilia, quindi è un piacere. Ecco, diciamo, il gruppo Franza nasce con mio nonno, con mio padre, che nasce nell'edilizia e negli anni 60 avvia la prima linea privata con la Caronte, con la quale poi ci siamo fusi in Caronte e Tourist, sullo stretto di Messina. Da allora si è sempre cresciuti, negli anni 2000 abbiamo allargato anche alle isole minori siciliane e adesso, come dicevo, Caronte e Tourist è il principale operatore, non siamo in monopolio nonostante quello che dicono, Allora, sullo diciamo, stretto di spieghiamola questa Messina. cosa, cioè tutti dicono Franza, i monopolisti No, si sono assolutamente. appropriati dello stretto. Il principale sì, ma non monopolio, ci sono altri operatori. Sulle isole minori che colleghiamo ormai da tanti anni, tutte le isole minori siciliane, colleghiamo la Sicilia con Salerno con una linea particolare molto apprezzata, lavoriamo in Sardegna, all'Elba, andremo in Croazia, insomma cerchiamo di portare in giro la nostra esperienza.
Allora Franza, io diciamo candidamente glielo dico, no? Si parla molto di ponte, la mia domanda è stata ma perché nessuno ha mai chiesto a Franza, se non una commissione in Senato, se i Franza sono favorevoli o no a questo ponte sullo stretto. Guardi, telegraficamente, perché poi le faccio vedere un servizio diciamo, che abbiamo confezionato con la nostra redazione di Messina, che parla appunto, c'è qualche voce sul ponte, c'è anche Ciucci che parla, no? della società Stretto di Messina. Come dire, in questo caso è un interlocutore autorevole sotto questo punto di vista. All'ombra del ponte, no? Io comincio il mio lavoro oltre 30 anni fa con mio padre, poi lo seguo e già da allora sempre si parlava di ponte che nel 2003, nel 2011, ora speriamo sia la volta buona. La posizione di famiglia e aziendale è sempre stata di estremo favore verso questa opera, diciamo, che cambierà il modello di funzionamento infrastrutturale della Sicilia. Già mio padre diceva, siamo più di 30 anni fa, che gli anni della costruzione del ponte sarebbero stati quelli più ricchi anche per la nostra attività, e che in quei 10 anni si sarebbe fatto più di quanto si era fatto fino ad allora. Poi l'Europa è piena di ponti dall'Øresund, e i traghetti sono sempre accanto, in concorrenza, in paralleli, in supporto, cioè non sono attività così. L'importanza di quest'opera è però che cambierà la struttura logica del trasporto siciliano. Allora, fermo lì Franza, le faccio vedere, sentire un po' di voci in questo servizio, poi lo commentiamo, poi mi deve spiegare tutte le sue idee sul ponte, perché so che lei è, come dire, in controcorrente rispetto al pensiero che vi vuole contrari al ponte, perché poi bisogna sfatare anche i falsi miti. Quindi adesso la sentiremo subito dopo il servizio. Non mi viene la parola. Non ti viene la parola? Lo vuoi fare o non lo vuoi fare questo ponte di Messina? Se non lo vuoi fare me lo dici, che scriva Berlusconi e ce ne andiamo tutti a casa. Rimane l'obiettivo dell'estate 2024 per l'avvio dei primi lavori sul territorio. Si tratta di un'opera che ha una valenza mondiale assoluta, non solo perché è un record, ma perché c'è un impegno di centinaia e centinaia di persone, di ingegneri, in gran parte italiani. C'è una condizione anche psicologica di evoluzione, dopo tanti anni di chiacchiere finalmente si mette fine a un fatto di desolazione psicologica. Tu non hai capito che il ponte invece è fondamentale per noi siciliani. Perché? Perché appena faranno il ponte, disoccupati in Sicilia non ce ne saranno più. E perché? Perché vedono il ponte e se ne vanno. Dalla cantieristica alla ricaduta occupazionale a tutte quelle che sono le opere connesse, non le chiamerei neanche compensative perché non c'è nulla da compensare, è un ragionamento che riguarda tutta la città. Il ponte è un'opera che se viene messa a terra sarà un volano importante nella fase della cantierizzazione e della costruzione per alcuni comparti, soprattutto quello dell'edilizia, ma ponte significa anche fornire attrezzature, fornire merci, servizi. Il fatto che se ne parla da troppo tempo e non si sono poi visti i risultati. Ci auguriamo che finalmente comunque qualcosa avvenga. Quanto è bello questo stretto, è vicinissimo, però insomma sembra veramente molto molto lontano. Un posto mitologico. È un posto mitologico, ha detto bene. Allora Franza, lei un po' mi ha sorpreso, no? Dicendo di essere favorevole al ponte. Io avrei pensato, faccio l'avvocato del diavolo in questo caso, e magari mi avesse detto guardi ma forse temporeggiamo perché, insomma, facendo un ragionamento industriale. E invece quali sono le sue ragioni del sì? Allora, vediamolo, sono vari livelli. Ecco, parliamo per primo da armatore, visto che mi viene chiesta in questa vece, dico, in generale, dovunque sono stati realizzati ponti, i traghetti continuano.
In qualunque modello di funzionamento di questo ponte una parte del traffico rimarrà sul traghetto e noi addirittura confidiamo che l'incremento dei traffici complessivi con la Sicilia possa attenuare quello che è il naturale travaso di merci sulla infrastruttura stabile. Poi non dimentichiamo che durante tutta la costruzione di questo ponte, che durerà 8-10 anni, quanto minimo, è necessario avere i traghetti per costruirlo, quindi saranno 10 anni di sinergia, 10 anni di collaborazione per minimizzare l'impatto sul territorio dello spostamento dei materiali, la logistica, i rifiuti, lo sterro e qualunque cosa, e da armatori sarà, come dire, sicuramente un'era d'oro. Poi, come dicevo, il gruppo opera con le stesse navi, ormai lo stretto di Messina è meno del 50% del fatturato, siamo presenti nelle isole nelle isole siciliane, in Sardegna, all'Elba, andremo in Croazia. Le navi hanno di bello di essere navi, sono navi moderne, quelle che sono moderne si spostano, quindi anzi sarà occasione per allargare, ma questo da armatore. Poi, prima di tutto, siamo imprenditori in una terra dove stanno per spendere 11 miliardi di euro solo per quest'opera, più tutto quello che da imprenditore siciliano, non operiamo solo a Messina, ci sarà per il resto della Sicilia. Quando finalmente si comincerà il ponte, tutte quelle opere di cui sono cominciate, si sta parlando, diventeranno necessarie. Sappiamo che ci sono già avviati i cantieri del raddoppio ferroviario della Messina-Catania, si riparla di avviare il completamento della Messina-Palermo ferroviaria. Perché? E questo forse è la cosa che sfugge a tutti. Il ponte, signori, sì, passeremo con le macchine, con i camion, ma la vera funzione del ponte è ferroviaria. Consentire al treno di collegare la Sicilia con l'Italia rendendola unica. Molti dicono che questa cosa si può fare anche senza fare. Ma no, guardi, allora in macchina il traghettamento già in macchina meno di 35-40 minuti non stai. I treni normalmente stanno 6-7 ore, i treni merci che sono importanti, i treni commerciali non meno di 2 ore e mezzo. Ma in 2 ore e mezzo un treno percorre 400 chilometri. Quindi un ponte che consenta di passare senza interruzione di continuità è come spostare la Sicilia e metterla su Salerno, ecco, come impatto per il trasporto. Da quando ci sarà il ponte le merci siciliane potranno utilizzare un sistema più economico per andare al nord, in Europa, sarà più collegata. La Sicilia potrà diventare hub di tutti quei traffici che dal Mar Rosso passano e oggi magari vanno da qualche altra parte e quindi attrarre traffici e merci che collegate via treno potranno essere portate in Europa. Lo sviluppo dell'Africa, perché no, vedrà una Sicilia dotata di infrastrutture. Questa come imprenditore che non opera solo nel settore del traghettamento è la cosa più importante, perché se spenderanno 10 miliardi per il ponte, già solo la Messina-Catania come raddoppio ferroviario sono oltre 4 miliardi di euro, immaginate il resto. Quindi è un momento di opportunità per la terra. E poi, oltre imprenditori, siamo siciliani. Ecco, finalmente potremo vedere la Sicilia protagonista di uno sviluppo infrastrutturale che valorizza la posizione geografica del centro del Mediterraneo non più come isola ma come sistema. Infatti il nostro è il famoso canale, il collegamento Palermo-Berlino, a significare questa unità con l'Europa. Quindi questo è il fondamento che tiene in piedi il ponte. Poi da imprenditore non ci spaventa. Basta che ci sono i soldi li metteranno. Se saremo bravi andrà bene. C'è però nella sua Messina e ovviamente in tutto il paese un movimento no ponte, perché si pensa innanzitutto a salvaguardia dell'ambiente, si pensa anche alle infiltrazioni che potrebbero esserci della criminalità organizzata, si pensa anche alla gestione di un sistema di potere con consulenze, società e incarichi che potrebbe fare il gioco, in questo caso, di chi sta mettendo in piedi il cantiere. Lei cosa ne pensa? La posizione di Messina è una posizione differenziata rispetto a quello che ho detto, lo dico da messinese. A Messina passa il ponte. Stare sotto i ponti non è mai stata una definizione di un luogo piacevole. Quindi è naturale che la città sia attentissima che la realizzazione di quest'opera
durante la costruzione, non solo non danneggi quello che è, abbiamo visto delle immagini meravigliose prese ad un'altezza di metà dell'altezza di questo ponte, e ora ci arrivo, non danneggi quello che è l'ambiente, ma soprattutto quando il ponte sarà finito che diventi qualcosa di più che un cavalcavia che passa sopra la città, perché quest'opera ha delle caratteristiche che la rendono unica ed eccezionale nella sua tecnicità. Collegherà la Sicilia con l'Italia, e questo da siciliani è quello che ci interessa, ma di per sé stesso sarà una struttura alta quasi 400 metri. È l'opera più importante al mondo di questo tipo, usa una tecnologia particolarissima, quindi da messinesi dobbiamo preoccuparci che durante la costruzione non si facciano danni, che venga costruito secondo criteri di compatibilità ambientale, perché siamo forse uno dei posti più belli del Mediterraneo, ma soprattutto che l'opera non svolga solo la funzione del trasporto ferroviario e veicolare, ma diventi essa stessa fattore di sviluppo del territorio. Avete visto quelle meravigliose torri con i traversi del ponte? Io ci immagino una specie di tour, è 50% più alto della Tour Eiffel. Immaginiamo 3 grandi osservatori serviti con ascensori. Diventerà un posto dove non si può non andare su Messina a fare il bagno, pescare il pesce spada. Cioè, l'opera deve perdere una parte della sua funzione di collegamento per assurgere invece esso stesso a fattore di sviluppo di un territorio. Questa è la sfida, però solo per Messina. Per il resto della Sicilia l'opera ha una valenza essenzialmente di trasporto. Senta Franza, sai che io mi sarei aspettato di trovare, come dire, almeno un muretto, non un muro, almeno un muretto su quest'opera, invece lei come dire, è totalmente favorevole. C'è una questione però, quanto dovrebbe costare questo ponte? Questo non possiamo esprimerci. Oggi c'è un budget di 11 miliardi, cioè però attenzione, 11 miliardi... Cioè, no, io intendevo non nel costo della realizzazione dell'opera, ma al costo dei siciliani o di chi vuole venire in Sicilia per pagare un pedaggio. Queste sono scelte che farà il governo. Il precedente ponte aveva un pedaggio sostanzialmente identico a quello dei traghetti, se non più alto addirittura. Però poi la scelta finale su che pedaggio farà sarà una scelta del governo nell'ambito di meccanismi molto complessi di determinazione del prezzo delle opere pubbliche. Resto su questa storia dei costi, perché insomma capita spesso, i social purtroppo o per fortuna sono veicolo di notizie non filtrate, e però c'è una notizia che è vera: un siciliano su 5 ogni volta che attraversa il traghetto fotografa il biglietto e dice è una vergogna, guarda quanto costa. Ma perché costa così tanto attraversare lo stretto di Messina? Perché il siciliano è abituato forse che tutte le altre traghetti... Stiamo parlando di quasi 80 euro, andata e ritorno. Il siciliano è abituato che tutti gli altri traghetti che prende e col quale si abitua sono tutti muniti di sovvenzioni. Nello stretto di Messina non esiste nessuna sovvenzione pubblica, non esiste nessuna sovvenzione neanche per i residenti, cosa che invece c'è in altre realtà, quali in Spagna, da altre parti il residente viene contributato, quindi è un puro prezzo di mercato. Le navi sono navi, il petrolio, il carburante è carburante, i nostri prezzi sono in linea con quelli che sono i prezzi di sistemi di traghettamento simile, che però non hanno alcun tipo di contributo. I moli dove operiamo li abbiamo costruiti noi, non li ha costruiti neanche voi siete imprenditori lo Stato, sei puro, il livello di prezzi è questo. Però ha ragione, perché il cittadino lo percepisce caro, perché l'autobus c'è il contributo, il collegamento con le isole il contributo c'è, dove non c'è contributo vediamo prezzi. Vediamo gli aerei, no? La lamentela di tutti. Io ho una figlia che torna da Milano. Però là c'è la stagionalità, sul ponte non c'è mai la stagionalità. Cioè, se io attraverso, guardi, questa è stata una scelta commerciale, secondo me, di serietà, di non utilizzare questo sistema ora non ricordo come si chiama, un nome
dove adeguare il prezzo alla specifica richiesta di mercato, mantenere una tariffa che praticamente è la stessa da 15 anni, aggiornata e flat per tutto l'anno, se no arriveremo alla follia che traghettare in agosto, come in Sardegna, costa 1.500 euro, andare con una nave in estate e in inverno vai con 300, ecco, nello stretto la scelta è sempre stata quella di comportarsi in un'altra maniera. Senta, mi ha incuriosito, lo sentivamo è un curioso. Qualche giorno, faccio questo di mestiere, dicevo, mi ha incuriosito qualche giorno fa il discorso della metropolitana del mare. Che cos'è questa? Che cos'è? La metropolitana del mare è un'altra di quelle idee di cui a Messina si parla da tanto tempo. Messina e Reggio Calabria affacciano su questo stretto dove ci sono le strade che camminano parallele al mare, ma c'è anche il mare. Per cui si è sempre immaginata la possibilità di unire vari punti della città non solo con l'autobus che passa per la strada, ma anche con un battello. Quindi da tanto tempo si vanno sviluppando ragionamenti, pare che l'amministrazione abbia trovato finalmente anche un finanziamento per realizzare questi piccoli approdi, ma è una funzione, come dire, di fruizione di questo stretto bellissimo. Certo, il pendolare che va in ufficio non prenderà il mezzo veloce, anche perché quando c'è cattivo tempo poi che fa? Va a piedi, quindi comunque l'autobus ci vorrà, ma è un qualcosa che valorizzerà lo stretto nel suo insieme. Oggi il turista che va a Scilla, che è altrettanta bella, magari meno conosciuta dai siciliani, ma bellissimo, Scilla e non Cariddi, viene là, la mitologia. a Cariddi, a Ganzirri, perché è complicatissimo traghettare. Con un sistema anche a pettine di collegamenti nello stretto, questa che è un'area urbana, a questo punto diventerà sempre più un tutt'uno. No, questo non è il nostro tipo di mercato. Non è il vostro core business. Facciamo navi, non mezzi veloci. Non è il vostro core i partner business. forse Senta, che fanno aliscafi, ma non noi. Senta, ma non c'è un modo più veloce di far muovere questi traghetti? Cioè, 40 minuti oggettivamente, che se lo prendi al volo è, diciamo... Però se devi fare anche la fila, insomma, si allunga, soprattutto d'estate. Guardi, i tempi di attesa medio sono, devo dire, minimi, perché calibriamo con attenzione la presenza di traghetti per minimizzare. Purtroppo è scesa la frequenza perché Messina è 2 approdi separati, uno a nord e uno a sud, quindi le navi si sono un po' diradate. Quando erano da un unico approdo si partiva ogni 20 minuti e si tornerà così quando ritorneremo, grazie all'impegno del governo, dell'amministrazione, il completamento del famoso approdo di Tremestieri messinese, non etneo, che ricreerà finalmente una piattaforma logistica dove far partire le navi tutte assieme. Senta Franza, lei ha avuto a che fare ovviamente per come dire, lavoro, in questo caso usiamo tra virgolette, con tutte le amministrazioni comunali, ne ha viste passare, devo dire Messina ci ha regalato come dire, cadeau eccezionali di amministratori pubblici. Devo dire che non ci siamo fatti mancare niente. Sì. Ha visto alternarsi tanti governi, pro contro il ponte, insomma... venivano più o meno tutti anche a parlare con voi per capire cosa stesse succedendo. Questa è sempre stata la nostra posizione specifica sull'iniziativa, si è sempre presentata così. Ricordo colloqui con Prodi, con Berlusconi, che tra l'altro tutti volevano fare questa infrastruttura. A livello di amministrazioni anche là ci possono essere oscillazioni politiche, ma io dico sempre che noi da messinesi dobbiamo preoccuparci non di sì o no, perché a casa propria ha poco senso. Questa è una discussione che ha valenza nazionale, la scelta sarà presa in altre sedi. Noi messinesi dobbiamo parlare di come. Per cui se smettessimo di parlare di sì o no, ma parlassimo di come, quello che dicevo prima, come realizzare l'opera, come far sì che quel che resti sia esso stesso fattore di sviluppo, come non creare danni a un territorio, come cogliere questa occasione per farlo conoscere in tutto il mondo. Lei noto che si sente molto messinese, cioè nel senso non solo di appartenenza, cioè nel senso lei ragiona da messinese, nel senso guarda intanto il suo territorio. Molti imprenditori della sua caratura, come dire, si proiettano in mondi ben più ampi, cioè ragionano a sistema Italia, a sistema Europa. Lei però rimane molto piantato con i piedi per terra, è una caratteristica. Noi siamo un gruppo diversificato sul territorio e presente, quindi siamo siciliani. Poi sono anche messinese. Con una punta di orgoglio. Sì, in effetti è un po' difficile, ma almeno ci proviamo.
per cui ho l'obbligo di vedere la stessa vicenda da vari punti. Prima ve ne ho parlato da siciliano, da imprenditore, ma c'è anche un messinese, io abito lì. Ecco, e poi devo dire che la bellezza della nostra terra è il motivo per cui si rimane qua, lo stretto di Messina. C'è stato un momento della sua vita imprenditoriale che ricorda come un momento particolarmente difficile? Ma guardi, la vita di un imprenditore al sud non è mai facile, puoi avere momenti migliori, peggiori, ma nel complesso siamo sani, siamo qua, penso di essere fortunatissimo e quindi è andata bene, ci siamo divertiti ai tempi del Messina, Catania, Palermo in Serie A, ogni tanto c'è qualche problema, ma è così che si vive. Ma d'accordo con suo fratello? Ma certo, ci mancherebbe. Nonostante la sua passione, diciamo, per... Io non ho mai amato il calcio, amo gli sport con le ruote, lui gli sport con la palla, quindi siamo complementari. L'ho aiutato con tutta la parte tecnica allora dello stadio, la circolazione, l'organizzazione, quelle parti io scherzando dicevamo che la mia competenza partiva dall'erba in giù e la sua dall'erba in su, quindi complementarità. Chiarissimo. Senta, secondo me lo faranno il ponte entro il 2034, come dice il ministro Salvini? Guardi, queste sono domande a cui non si può rispondere. Io ho visto i cantieri del ponte aperti nel 2011 essere chiusi con un colpo di penna, stavolta non ci credeva nessuno, ma magari, anzi sono convinto sia la volta buona. Diciamo, c'è un governo giovane, quindi con un orizzonte ampio, c'è un investimento, fondi messi, poi come tutte le opere una volta che sarà partita non si fermerà più. Allora, Vincenzo Franza, grazie intanto per essere stato con noi, è stato veramente un piacere sentire ovviamente anche la voce di chi in questo stretto ci vive, ci lavora, ci fa affari. Le chiedo solo di accodarsi, diciamo, alla nostra petizione. Il nostro editore Mario Cencio Sanfilippo è stato un grandissimo sostenitore del ponte. Grandi discussioni con Mario. Noi vogliamo metterci il suo nome, almeno su uno dei piloni Non sono io che scrivo questi nomi sui piloni. Suggerisca. Lei conosce bene anche il nostro... stiamo proponendo la titolazione dei 2 piloni per cominciare a far rismettere di essere un'entità, un ponte, ma qualcosa di più caratteristico per la Sicilia, ma auguro a Mario lunga vita, quindi che non gli si debba titolare niente ancora per un bel po'. Grazie Vincenzo Franza, grazie al gruppo Franza per essere stato con noi. Grazie. Arrivederci e grazie ancora.